venuta bene la registrazione. Bene, buonasera a tutti. Io intanto vorrei ringraziare l'Associazione da Sardegna, Gianfranco Meloni, il Presidente e tutto il direttivo per l'invito, per avermi fatto l'onore di poter essere qui a parlare di Launeddas con voi. Porto anche i saluti del professor Ignazio Macchiarella, che insegna con me etnomusicologia all'Università di Cagliari, che purtroppo oggi non può essere qua per altri impegni, ma insomma come università siamo sempre molto interessati e molto vicini alle attività dell'associazione. Diceva Gianfranco, insomma, quest'idea di approfondire ogni anno, a ogni edizione della Festa della Launeddas, un tema differente è molto interessante. Io trovo personalmente anche molto interessante il tema di quest'anno, che è appunto quello delle Launeddas che accompagnano le voci. E vorrei iniziare, il mio compito sarà quello di fare alcune considerazioni introduttive e poi di presentarvi e di interfacciarmi con i diversi esecutori, cantori e suonatori che ci proporranno i generi più importanti di questo repertorio. Vorrei iniziare leggendo un passo della più importante opera dell'abate Matteo Madao, che si intitola Le Armonie dei Sardi, che l'abate Madao pubblica nel 1787, e quest'opera è una sorta di analisi, di compendio della poesia sarda, delle diverse forme di poesia sarda e di come queste venissero all'epoca, siamo alla fine del Settecento, venissero messe in musica. Madao fa quella distinzione che tutti conosciamo tra generi musicali del capo di sopra, del capo di sotto, del capo di Cagliari. Descrive prima appunto il capo di sopra dicendoci che lì le poesie vengono spesso accompagnate o dalla voce sola o dalla voce a quattro, tipo quella del canto a traggio di cosa che abbiamo sentito o del canto a tenore. E invece dice, all'opposto nel capo di Cagliari i versi per lo più si cantano con canto a solo, da greci monodia chiamato, ma quest'ultima voce è sempre accordata con qualche musicale strumento. Questi modici strumenti, la cui armonia regola quel proporzionato concerto dei movimenti e delle attitudini del ballo, l'armonia che serve per il ballo, servono molto più a rendere oltremodo armoniche e dilettevoli le sarde poesie, che sull'accordo d'essi si cantano. Io non parlo di quelle cetre, mandole, chitarre ed altri strumenti da corda che le persone colte usano in Sardegna nell'accompagnare col suono i loro versi. Parlo degli strumenti pastorecci da fiato, i quali sono i più familiari ai sardi, singolarmente a quelli del Campidano, e che al capo di Cagliari si appartengono, e dei quali essi si servono comunemente per celebrare i loro festini e per cantare le loro poesie sacre e profane. Ora in Sardegna si usano fino al presente i detti calami e si suonano con destrezza, artifizio e concento, cioè con l'armonia. Questi calami nel dialetto di loro si chiamano aenas, voce portata dal latino avenas, poiché i romani avenas chiamavano le fistole di canna, e nel dialetto di Cagliari leonettas. Mi sembra una fonte molto interessante e molto chiara, insomma, parla in maniera molto... Intanto c'è questa distinzione tra due pratiche, una pratica colta che si riferisce soprattutto a Cagliari, ai principali centri urbani, in cui si usano strumenti a corde che arrivano nell'isola attraverso la penisola iberica, come la penisola spagnola, quindi chitarre, liuti, mandole, ma abbiamo fonti che ci parlano di tiorbe, di arcigliuti, tutta una serie di strumenti che venivano utilizzati dalle elite colte. Lo strumento popolare invece sono gli strumenti di canna e per eccellenza le launeddas, che servono sì ovviamente per i balli, ma che sono lo strumento principale per accompagnare la sarda poesia sacra e profana. Siamo alla fine del Settecento, insomma, questa fonte mi sembra molto eloquente, ci dice in maniera molto chiara che all'epoca, più di 200 anni fa, era diffuso, o meglio, l'uso delle launeddas era già suddiviso in repertori che sono in qualche modo molto simili o riconducibili ai repertori, a diverse occasioni in cui le launeddas si usano anche oggi nel presente. Questo è una sorta di grafico di sintesi che ho provato a realizzare quando, insomma, nei volumi dell'Enciclopedia della musica sarda che ho avuto modo di curare ormai un po' d'anni fa perché sono usciti nel 2012, e in questa sorta di tabella cercavo di sintetizzare quello che è il repertorio delle launeddas. Ho provato a farlo in questa maniera, vedete, si legge in due direzioni. Nelle colonne abbiamo un repertorio profano e religioso, come potete leggere in alto,
E poi l'altro parametro che ho utilizzato è la presenza, come vedete qui a sinistra, di uno strumento, di 2 o più strumenti, oppure delle launeddas che accompagnano la voce. Intrecciando tutte queste righe e colonne si ottengono i vari repertori. Allora, questo potete vedere che esiste nell'ambito, se incrociate uno strumento religioso, vedete che esistono una serie di accompagnamenti religiosi, quella che l'orchestra di Orlando ci ha regalato in apertura. Molti di voi sapranno che le launeddas e i repertori religiosi in particolare possono essere suonati da uno strumento solista, ma anche da 2 o più strumenti, e questo modo di suonare è detto a concordia. E i repertori religiosi sempre più spesso, già in passato abbiamo fonti settecentesche di questo, ma sempre più spesso si eseguono con più strumenti, quindi a concordia. Abbiamo poi tutta una serie di marce che hanno un carattere laico, marce laiche le chiamava Benson, che non sono esattamente legate a contesti sacri, religiosi, liturgici o paraliturgici, ma che vengono sempre eseguiti in cortei. Pensate a quei repertori che si usavano per accompagnare i comitati a fare le questo in preparazione delle feste, o per scortare le doti da casa della sposa alla casa di nuova residenza della coppia che si stava andando a sposare e così via. Anche questi repertori, questi cortei laici, potevano essere suonati da un solo strumento o da più strumenti. E poi c'è il repertorio di accompagnamento al ballo, che è certamente il più importante, il più complesso, il più significativo, il più conosciuto anche. Anch'esso può essere eseguito da un solo strumento o da più strumenti. Poi abbiamo un repertorio in cui le launeddas accompagnano la voce. Anche qua abbiamo un ambito profano, un ambito sacro. Le forme principali, ma lo vedremo meglio tra un po', di carattere profano sono le canzones e il mottetus, sono entrambi 2 famiglie di forme metriche, 2 famiglie di forme di canto, insomma, non è che si cantano solo 2 cose, in realtà quei 2 termini racchiudono un sacco di forme musicali, di espressioni, di stili molto, molto ricchi. Il repertorio religioso è incentrato soprattutto sui goccius, gli inni di lode dedicati ai santi, alla Madonna, e poi ho messo tra virgolette questa messa sarda perché è un repertorio di cui ci sono alcune tracce ormai andato in disuso, ma insomma abbiamo diverse testimonianze delle launeddas che venissero utilizzate in diverse parti dell'isola anche per accompagnare l'ordinario in misse, quindi il Kyrie, il Credo, il Lode, il Santo Serenius, delle parti dell'ordinario della messa. Insomma, in questa sorta di tabella di sintesi appunto esistono, era importante evidenziare il ruolo che le launeddas hanno non come strumento solista o non come strumento in ensemble di sole launeddas, ma accoppiate alla voce. In realtà questo repertorio ha anche un'ampia documentazione non solo nelle fonti storiche come il Madao, quindi insomma le fonti scritte, ma anche dal punto di vista discografico. Molti di voi, tutti i suonatori certamente, e gran parte degli appassionati conosceranno queste registrazioni che sono riconducibili a Efisio Mendiz, che è stato un musicista importantissimo per la storia delle launeddas del XX secolo, il primo suonatore di launeddas a incidere sul disco la sua musica, l'unico a farlo nella prima metà del Novecento, e in particolare si conoscono 2 sessioni di registrazione che Mendiz realizza a Milano, siamo negli anni 30, anzi ne realizza una a Milano del gennaio del 30, poi tornerà in studio nell'aprile del 37. Probabilmente ci sono anche delle altre registrazioni, parlavo prima con Paolo Zedda, e lui ha ritrovato degli altri dischi, sempre riconoscibili insomma a questi anni qua, 30-40. Siamo negli anni 30, sta nascendo in Italia la discografia commerciale, non esiste un'unica musica che si può mettere sul disco e vendere a tutti gli italiani, per cui l'operazione che fanno le case discografiche è individuare delle musiche locali, laddove sono presenti delle borghesie, incidere queste registrazioni, quindi di musiche etniche in qualche modo, e rivenderle alle borghesie locali. Vengono individuati nel 30 alcuni artisti sardi che vengono portati a Milano a incidere, e tra questi c'è Gavino De Luna, il noto cantatore, poi è stato conosciuto a parte per le sue belle registrazioni, ma perché poi fu vittima alle fosse ardeatine, Ignazio Secchi, chitarrista, e Efisio Mendiz. Efisio Mendiz registra delle sue suonate a ballo, ma registra anche alcuni brani in cui si mette al servizio di Gavino De Luna, cantatore non campidanese, e in particolare le registrazioni sono 3. Questa che vedete qui è il catalogo della Voce del Padrone, dell'etichetta La Voce del Padrone del 1939, dove è presente sulla colonna destra la discografia di De Lunas, e 3 di queste registrazioni, quelle che indico con la freccia, sono state registrate accompagnate dalle launeddas. Abbiamo i Gozos di Santa Barbara, quindi Gozos, sapete, è il termine che si usa in Logudoro per indicare quelli che qua chiamiamo goccius, un ballo cantao del Logudoro, quindi un ballo cavesuseso cantato e accompagnato dalle launeddas, e questo altro brano che viene intitolato lì nel catalogo Canto Campidanese, che in realtà è una canzone a torrale, una delle forme che poi
sentiremo più tardi. Quindi insomma abbiamo una documentazione della presenza delle launette che accompagnano la voce importante sia nelle fonti documentali scritte che nella storia della discografia di questo strumento. Ora, io sono convinto, ma non solo io, insomma, che si tratti di una parte del repertorio tanto importante, in qualche modo affascinante, quanto spesso sottovalutato, certamente meno conosciuta rispetto ad altre. E ciò è accaduto per varie ragioni, credo. Una prima ragione credo sia dovuta al fatto che si tratta dell'unica parte del repertorio rispetto a quello schema che abbiamo visto che non è riconducibile o è riconducibile in minima parte a una dimensione professionistica. Cioè non esistono, sono molto marginali delle occasioni pubbliche nel passato quanto oggi in cui un cantatore o un suonatore di launeddas venissero chiamati e retribuiti per esibirsi ufficialmente a eseguire delle canzoni, dei mottetus o dei goccios. Ci sono delle eccezioni, insomma, che voi conoscete probabilmente meglio di me, non ci entriamo, però diciamo questo repertorio spesso è un repertorio non esibito, un repertorio che resta domestico nel mondo dei suonatori di launeddas, spesso legato agli incontri conviviali, allo stare assieme tra amici in contesti di appassionati in cui è magari presente un suonatore di launeddas. Certo, ripeto, ci sono delle eccezioni. Molto spesso alla fine di una gara poetica campidanese si conclude, uno dei improvvisatori conclude cantando una canzone a curva, ma ormai molto spesso lo fa accompagnato dalla chitarra e non più dalle launeddas. Però ecco, un'occasione ufficiale. Noi sappiamo che i suonatori di launeddas sono storicamente dei professionisti. Abbiamo contratti notarili dai primi anni del Settecento che attestano questo. I suonatori di launeddas venivano ufficialmente retribuiti, e ancora oggi è così, sono dei professionisti della musica, ma le loro prestazioni retribuite e richieste sono soprattutto o la musica da ballo o gli accompagnamenti religiosi durante le processioni. Quest'altra parte del repertorio resta spesso fuori da questa dinamica, per cui insomma, credo che siano delle ragioni per cui è quantomeno meno diffusa e meno conosciuta. Dirla tutto, io sono molto contento insomma, che l'associazione che riunisce tutti i suonatori della launedda sardi oggi organizza un incontro legato, incentrato su questo repertorio, perché, devo dirlo, spesso sono i suonatori stessi che considerano questo un repertorio minore. Probabilmente perché tecnicamente più semplice, certamente tecnicamente molto più semplice rispetto alle complesse architetture delle suonate di accompagnamento al ballo, che hanno delle strutture veramente estremamente affascinanti. Dal punto di vista dell'esecutore, del suonatore di launeddas, questo repertorio risulta più semplice, forse più ripetitivo, certamente meno complesso. Spesso, avendo meno occasioni, i giovani suonatori che si avvicinano allo strumento lo frequentano meno rispetto ad altri. Spesso è anche fuori, in molte occasioni, anche dalla didattica ufficiale. Cioè, oggi sono tantissime i bravi maestri e sono tantissime le scuole di launeddas, e il percorso standard, poi insomma ci saranno dei casi diversi, di un giovane che si avvicina oggi alle launeddas inizia scegliendo un tipo di strumento, di concerto, iniziando prima con una serie di esercizi propedeutici, una mano, l'altra, il fiato continuo, eccetera, poi col repertorio religioso, che tecnicamente è più semplice, per poi passare ai balli. Molto spesso i giovani apprendisti imparano a accompagnare la voce da soli, cioè una parte che non rientra in qualche modo nella didattica delle launeddas. Un'altra cosa interessante è una parte del repertorio in cui gli strumenti che arrivano storicamente in Sardegna dopo le launeddas in qualche modo riescono a sostituire. No, il processo storico per cui in una cultura è presente uno strumento, a un certo punto ne arriva un altro che ricopre la stessa funzione, è una cosa che è successa migliaia di volte in tutte le culture del mondo. Allora, sono possibili due dinamiche quando arriva un nuovo strumento: o un affiancamento o una sostituzione lineare. Cioè, ci sono dei casi nella storia in cui un certo strumento arriva e sostituisce quello precedente. Ci sono dei casi anche in Sardegna, adesso insomma, non mi sono, però può accadere questo. Ci sono degli altri casi invece in cui il nuovo strumento che arriva si affianca a questo precedente, ne mutua i repertori, li personalizza, eccetera. Allora, per gli altri repertori delle launeddas questo è successo. Non è inusuale andare per un qualunque paese del sud dell'isola e trovare la statua del santo in processione che viene preceduta non dalle launeddas o dalle launeddas assieme a organetti, fisarmonica e vari strumenti ammantici. Non è inusuale, è una cosa molto comune, o solo strumenti ammantici. Non è inusuale, anzi è sempre più comune, anzi credo che sia una delle finalità della vostra
associazione, rivendicare insomma il rapporto speciale che hanno le Launedas col ballo campidanese. Non è usuale andare in giro per piazze in Sardegna e trovare il ballo campidanese accompagnato da strumenti amantici, e questo vale anche come dire, quindi è successo per il repertorio religioso e per i balli. Arrivano le chitarre, arrivano gli strumenti amantici e si affiancano alle Launedas. Noi oggi possiamo continuare a sentire processioni religiose e balli campanili suonati dalle Launedas. Per il repertorio cantato questa cosa succede meno, cioè oggi, non so, statisticamente se uno sente una canzone a curva, la maggior parte delle volte la sente accompagnata dalla chitarra. Se uno sente i Mutettus, se li sente accompagnati dalla chitarra. Quindi è una nicchia di repertorio in cui l'arrivo di cordofoni e mantici quasi rischia di sostituire le Launedas in quella funzione lì. Mentre, ripeto, negli altri due ambiti, che sono la musica religiosa e il ballo, invece, come dire, camminano di pari passo. Ovviamente c'è anche un discorso legato, questi sono effetti che si concatenano uno con l'altro, di diminuzione del numero di interpreti. Questi repertori vocali sono legati a forme metriche spesso molto complesse, articolate, un po', ne parleremo, certamente ne sentiremo, e quindi va diminuendo anche il numero dei cantadores in grado di intessere i versi di Mutettus magari nelle forme più complesse, di comporre o ricordare a memoria, perché non abbiano la memoria, ma perché non praticano questi repertori, le lunghe sequenze di strofe di una canzone a curva e una canzone longa, e quindi insomma c'è anche un problema, quindi se un giovane suonatore di Launedas volesse dedicarsi in maniera particolare a questo repertorio potrebbe anche avere difficoltà a trovare validi cantatori con i quali accompagnarsi o da accompagnare. Detto questo, il repertorio è un repertorio però importante, e lo è per tante ragioni. Intanto perché lo specchio, lo accennava il presidente Gianfranco, è lo specchio della grande ricchezza del repertorio vocale campidanese. Cioè, se uno esplora le forme di canto tradizionalmente accompagnate dalle Launedas, sta facendo una buona panoramica della varietà di forme che vengono cantate in campidano, che è un repertorio specifico che si differenzia, un repertorio vocale dico, che si differenzia da quello delle altre parti dell'isola. Sono altri generi, sono altri stili rispetto al canto a tenore, ai canti a boghe sola della Sardegna centrale, al concordo, al canto a chitarra dei Vidoresi. Insomma, c'è una specificità di forme vocali campidanesi che esistono in quanto accompagnate dalle Launedas, e che appunto si differenziano da quelle di altre aree dell'isola per modalità esecutiva, stili vocali, forme metriche e ovviamente per la lingua. Cioè il campidanese ha una varietà linguistica rispetto a quelle del nord. Ancora, dietro a questa parte di repertorio delle Launedas che accompagnano la voce c'è anche un altro aspetto che secondo me non va trascurato, uno specifico sapere organologico dei costruttori. Ci sono tipologie di concertos, o meglio alcune tonalità di concertos che vengono utilizzate quasi esclusivamente per accompagnare la voce, quindi c'è un sapere specifico dei costruttori di Launedas che hanno la possibilità di sperimentare certi strumenti, di costruirli, di praticarli, eccetera, perché esistono i repertori delle Launedas che accompagnano il canto, se no certi concerti nessun suonatore glieli chiederebbe. Quindi c'è anche questo aspetto che secondo me va messo in evidenza. Ma la cosa che a me personalmente più affascina è che mi sono fatto l'idea che il repertorio in cui le Launedas accompagnano la voce pone il suonatore di Launedas davanti lo obbliga a avere un'attitudine, un atteggiamento nel suonare che è diverso da quello che gli è consueto. Il suonatore di Launedas è per indole un solista. Certo, si suona a concordia, lo si fa sempre più spesso nei repertori a ballo, nei repertori religiosi, ma il suonatore di Launedas resta per indole un solista, è un individualista, insomma, è lui. Certo, sappiamo tutti che un bel ballo campidanese è un ballo in cui c'è un interplay, c'è un'interazione tra i ballerini e il suonatore non è mai solo, però è lui che guida. Quindi, come dire, non è un violinista di fila, se dovessimo fare un parallelo con un'orchestra, è un concertista solista, è lì e sa che è lì spesso da solo, che ha uno strumento che riempie l'ambiente di suono e che è protagonista di ciò che sta facendo. Ma in tutte le musiche della Sardegna in cui è presente la voce che canta, la voce guida, fa da protagonista. Decide, nel caso della Launedas, non l'altezza, ma decide il ritmo, l'andamento e così via. Allora, nel suonare questo repertorio, che è tecnicamente più semplice, però il suonatore di Launedas deve cambiare completamente prospettiva e si deve mettere al servizio della voce. Quindi il suo modo di rapportarsi allo strumento, di interagire con chi sta facendo musica assieme a lui è completamente diverso, e questo io lo trovo molto, molto affascinante.
Torno e vado verso la chiusura, torno sul repertorio. Per descrivere le diverse tipologie, i diversi generi di canto che possono essere accompagnati con le Leonidas, possiamo partire dal lavoro di Andreas Benson, figura notissima per chi si interessa di Leonidas, un ricercatore danese che venne in Sardegna tra gli anni 50 e 60, iniziò le sue prime ricerche nel 53, arrivò a pubblicare poi un importante volume, il suo più importante volume nel 69, e Benson è il primo a tentare di documentare in maniera sistematica appunto questa parte del repertorio, che in realtà non sarà un tema centrale delle sue ricerche. Benson si dedica molto più a altri aspetti, soprattutto al repertorio del ballo, e probabilmente anche per difficoltà linguistiche non approfondisce questo repertorio quanto fa Pepiato con la sua splendida monografia. Quindi Benson realizza delle registrazioni che sono per noi molto importanti, ma quando prova a sistematizzare queste registrazioni, insomma, a mettere a sistema queste registrazioni, rileva quelle che lui definisce delle incongruenze terminologiche da parte dei cantori, e quindi rinuncia a dare i nomi alle forme che lui sta registrando e preferisce sostituire questi nomi con la loro struttura ritmica o caratteristiche del profilo melodico. E questo è fondamentalmente come Benson classifica il repertorio delle canti che vengono accompagnati dalle Leonidas. Usa questa espressione, quindi la formula in cui la melodia si sviluppa in 4 battute da 4 quarti, o in 3 da 3 quarti, o in 6 da 4 quarti, poi ne registra 2 a ritmo libero che non riesce bene a inquadrare, e poi registra 2 tipi di goccius, e questo è il modo in cui lui sistematizza. In realtà, ripeto, Benson si rende conto di questo. Nel 62 torna in Sardegna assieme a un poeta di poesia danese che si chiama Jorgenson, e iniziano a lavorare su questi temi, poi non arrivano a concludere la loro ricerca, non la pubblicano, però si accorse Benson che quel repertorio era importante e che andava approfondito anche con competenze linguistiche. Oggi gli studi sono andati avanti, abbiamo le idee più chiare su cosa succede, per cui possiamo dare dei nomi a queste forme che Benson registrava. Quella che lui chiama 4x4 quarti in realtà sono vari tipi di canzoni. Quell'incongruenza che lui rilevava è perché tutti dicevano che erano canzoni, ma noi sappiamo bene che un conto è una canzone longa cravalista, un conto è una canzone a curva, un conto è una canzone a tornata. Sono forme completamente diverse dal punto di vista della forma metrica, del modo in cui vengono eseguite, del modo in cui vengono accompagnate. Sono mottetus, quelle che lui chiama 3x3 quarti, ma lui in realtà registra da un lato un mottetto a 2 spesi, dall'altro Aurelio Porco vi ricorda un mottetto a 7 vesi, è una cosa molto più complessa, anche i mottetti sono una famiglia molto ampia di forme. Lui li sentiva diversi, gli davano lo stesso nome, in qualche modo non si orientava. La formula 6x4 quarti è una repentina, passata retta, quindi una forma improvvisata. Quelli che lui registra a Cabras come ritmo libero in realtà sono dei mottetus assenti, e poi diverse intonazioni di goccius. In realtà, come vedete, Benson era un assai in gamba, per cui c'è un quadro esaustivo delle principali tipologie, che come vediamo sono ricche e varie, sono ricche per forme metriche, sono ricche per occasioni. I canti come Leonidas possono essere eseguiti in occasioni sacre, goccius, o profane, legate in passato a seconda dell'area, della tipologia, potevano essere canti di serenata, potevano essere canti di lavoro, potevano essere canti per lo stare assieme, per il divertimento, per il trovo collettivo, potevano, dal punto di vista testuale, potevano essere utilizzati per mantenere la memoria di avvenimenti importanti, collettivi, che potevano essere negativi o positivi, disgrazie o fatti importanti, per denunciare comportamenti socialmente inaccettati. Dante nostro canzone, un'espressione che tutti ancora oggi conosciamo con l'accezione negativa. Diverse per forme metriche, purtroppo non c'è il tempo per descrivervi una per una le forme metriche, proveremo a farla adesso che i vari interpreti le eseguono. Diverse per aree di diffusione, non tutte queste forme le troviamo in tutta l'area di diffusione del Leonidas, alcune sono localizzate in alcune aree piuttosto che in altre. Diverse per provenienza del testo. Alcune di queste forme si eseguono su testi che sono testi tramandati attraverso la scrittura, cioè abbiamo degli autori che compongono soprattutto delle canzoni, e queste vengono tramandate in passato su fogli volanti e così via. O pensate ai goccius che venivano composti dai preti, vieni di lode. Altre sono forme improvvisate, diversi tipi di mottetus, la repentina e così via. Ora, c'è un'espressione molto bella di Diego Carpitella, che è il padre dell'etnomusicologia italiana, che scrive un articolo che si chiama I codici incrociati. Lui si stava occupando di repertori cantati. Dice: quando tu analizzi una qualunque musica in cui c'è la voce, in cui si canta, tu hai sempre 2 livelli. Hai il livello della musica, che è un linguaggio che ha le sue regole, e un livello del testo poetico, che è un linguaggio che ha le sue regole. Allora, se vuoi capire quella musica, li devi incrociare, cioè
Quella non è semplicemente un testo scritto che viene cantato, non è semplicemente una musica strumentale. Si intrecciano e dialogano tra loro questi due codici e devi interpretarli in questa maniera. Allora noi sentiremo adesso una serie di forme dove possiamo riconoscere dal punto di vista dell'accompagnamento alcuni caratteri peculiari. Spesso, anzi sempre le Loreda si introducono con una o più frasi melodiche e poi sostengono il canto, si fanno guidare dal cantore nell'andamento ritmico, nella velocità, sostengono il canto proponendo delle frasi che poi che cercano di interagire con la voce oppure che si ripetono in maniera ciclica, modulare, magari con delle microvariazioni e lo strumento aiuta anche a inquadrare le diverse sezioni che compongono il testo poetico. Nel caso dei componimenti strofici, dopo ogni strofa c'è una pausa, ci sono le Loredas che fanno una parte strumentale. Questi sono gli elementi essenziali, insomma, per orientarci in questo mondo. Io mi scuso, ho sforato di qualche minuto, ma ho anche chiuso, per cui vi ringrazio per l'attenzione. Ho anche il compito di coordinare, insomma, gli interventi, per cui chiamo subito gli amici dell'associazione Sonus de Gang, che ci eseguiranno due